Ferragosto in città o in vacanza? Molti trevigiani già partiti per le località turistiche. Il centro pare essere popolato per lo più dai turisti. Tanti quelli che si aggirano per le strade nonostante il tempo incerto. Da Roma veniamo. Ah, come mai Treviso? Perché io ho parenti qua, quindi veniamo qua spesso durante l'estate. Quindi Ferragosto a Treviso. Sì. Sono praticamente in vacanza, sono posizionato a Feltre dove mia moglie ha una casa, stiamo facendo un giro. Quindi per Ferragosto voi fate la vacanza a Treviso? Sì, perché no, è una città bellissima. Turisti che non arrivano solo dal resto d'Italia. Treviso sembra essere stata scelta per il Ferragosto anche dagli stranieri, come questa famiglia tedesca arrivata nella Marca in bici. From Germany. And do you like Treviso? Veniamo dalla Germania, siamo appena arrivati, ora mangiamo qualcosa e poi visiteremo la città. In vacanza, siamo stranieri però. Ah, quindi visitate Treviso? Sì. Vi piace? Sì, molto. Soprattutto alla bambina. Pochi trevigiani rimasti a casa, ben felici di trovare una città quasi vuota, molto tranquilla e con i parcheggi liberi. Sono qui tranquilla. Anche le Ferragosto? ragazze? Andiamo in giro, andiamo al mare. Partiremo domani, ma Ferragosto sarà in vacanza. Dove andate di bello? Vicino Merano. Di montagna. Montagna. Chi rimane a Treviso cosa fa a Ferragosto? Beh, ci sono tante cose, Treviso è bella anche d'estate, insomma, sperando nel tempo, ma penso che migliorerà, insomma. Quindi vi godete la città deserta? Sì, beh, c'è parecchia gente comunque lo stesso, ma almeno si parcheggia, diciamo adesso.